Ci auguriamo come amministrazione, mi auguro come sindaco, che il cuore comunque rimanga sempre a Agordo, perché Agordo rappresenta Luxottica e quindi sono convinto che Agordo rimarrà comunque sempre un centro importante nella pianificazione e nella programmazione di Luxottica. Nel giorno del grande dolore è il sindaco di Agordo, dove tutto ebbe inizio, a dire quello che in tanti da queste parti pensano e sussurrano. Il cuore di Luxottica, nonostante la grande alleanza con Essilor, deve rimanere qui, al cospetto delle pale di San Lucano e dell'Anier. Vogliamo che quello che lui ha impostato, ci terremo particolarmente che quello che lui ha fatto in tutti questi anni qua rimanga sempre vivo ad Agordo. E alla cittadina bellunese, guarda, lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha portato la comunità di Agordo e il paese intero al centro del mondo dell'innovazione. Le parole del Premier, la sua storia un esempio per tutti, gli fa eco da Bruxelles il commissario Paolo Gentiloni. Lo ricorda come uno degli artefici della riscossa della nostra terra il governatore Luca Zaia. Il Veneto dice gli deve molto. Oggi è una giornata triste, scrive il ministro bellunese Federico D'Inca, di un vuoto enorme parla il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, mentre un grazie arriva dall'associazione Bellunesi nel mondo. C'è poi il mondo dell'impresa, siamo tutti orfani, senza di lui la storia del bellunese sarebbe stata diversa, afferma Laurent Berton, presidente degli industriali bellunesi, del vecchio esempio di visione globale per Leopoldo Destro di Assindustria Veneto Centro, ha garantito sviluppo, sottolinea dalla Confartigianato bellunese Claudia Scarzanella, un messaggio preciso parte da CNA. Io mi auguro che chi adesso ha le redini della Luxottica e tutto quello che si gira intorno riesca a mantenere per il territorio bellunese quell'occhio particolare di attenzione che ha avuto sempre Del Vecchio nella sua storia. Il passaggio è delicatissimo. Del Vecchio era presidente esecutivo di un grande gruppo, metà italiano, metà francese. Per i sindacati va prestata massima attenzione. Dobbiamo capire appunto cosa succederà. Speriamo che rimangano quelle scelte fondamentali che hanno caratterizzato la gestione di Del Vecchio. È importante per noi il fatto che Luxottica insieme con Essilor resta comunque un'impresa italiana dal punto di vista della governance. Ho iniziato a fare il lavoro di sindacalista con lui al tavolo, penso la prima riunione 24 anni fa. Lui era anche una persona dura nelle trattative, ma aveva chiaro il valore del lavoro e dei lavoratori che lavoravano per lui. Per questo lo stimerò per sempre. Quando scompare un padre c'è sempre il disorientamento, saremo in grado, che cosa sarà dopo di noi, però questo padre ha lasciato, credo, fondamenta ben piantate sulla terra e anche una impostazione dell'azienda Luxottica che è molto chiara e molto evidente.